io sono sostanzialmente preoccupato del fatto che questo possa comunque rallentare la crescita economica mondiale. Questo credo che sia il problema più grave, perché non riguarda solo il vino, i dazi sono stati imposti improvvisamente su tantissime categorie merceologiche, questo è evidente che può comportare una riduzione della crescita, il consumatore dovrà affrontare un'inflazione molto importante negli Stati Uniti, quindi una perdita del potere d'acquisto. E a mio avviso oggi le economie sono così interconnesse che comunque un problema di un continente è il problema di tutto il mondo, e allo stesso modo forse non si possono imporre dei dazi pensando di andare a penalizzare l'Europa senza che questo in qualche modo abbia anche delle conseguenze sull'America stessa. Purtroppo penso che sia una manovra che sia peggiorativa per tutti, un po' per i produttori italiani, un po' per il consumatore americano e poi per tutta la filiera del vino, la catena del valore del vino dei nostri partner, importatori e distributori che sono gli Stati Uniti. Comunque gli imprenditori italiani sapranno affrontare anche questo, affronteremo anche questo. Il direttore di Wine Spectator a Opera Wine ha detto una cosa molto bella, ha detto che non c'è un sostituto per il vino italiano. Speriamo che questa continui a essere anche l'atteggiamento e la convinzione dei wine lover di tutto il mondo. Ripeto, poi noi come imprenditori vogliamo portare l'unicità dei nostri territori non solo in America, ma appunto in tanti paesi che cercano i nostri vini. Nel caso di Bisol, appunto, noi raccontiamo l'eccellenza del Prosecco superiore e che è pienamente coerente con la mission del gruppo Lunelli di raccontare l'eccellenza del bere italiano.